Torner, partiamo dalla reazione che avete avuto dopo questo gol che abbiamo visto alla Moviola che non era regolare, però trovarsi sul 4-2, insomma avete tirato fuori il cuore, è arrivato un pareggio importantissimo. Sì, allora sicuramente la cosa migliore è che si è reagito non per il gol, perché io capisco che è difficile vederlo, poi hanno detto che non era gol, vabbè, l'ok purtroppo è questo, e è l'atteggiamento della squadra, perché avevamo appena fatto gol noi, sembrava che si poteva riprendere la partita, mancano 3 minuti forse, e ti metti 4-2, la cosa più semplice è, vabbè, pensiamo alla prossima, e invece bel carattere dalla squadra, e nulla, siamo contenti. Abbiamo ancora delle partite difficili, siamo ancora terzi a pari metro col Valdagno, ma noi siamo in vantaggio negli scontri diretti, quindi fondamentale diventa Giovinazzo. Sì, è una pista molto difficile, una squadra che secondo me è in un posto in classifica che non è reale, perché è una squadra molto forte, una pista, ripeto, difficile, ma noi ora godiamoci questo punto che è molto importante, e dal lunedì iniziamo a pensare al Giovinazzo, che siamo consapevoli che c'è tanto in gioco. Stai facendo molto bene anche a Viareggio, insomma come ti stai trovando col centro? No, io cercavo questo, come ho detto tante volte, se non dovevo divertirmi forse era meglio smettere, mi sto divertendo, c'è un grande gruppo, mi piace perché è anche un gruppo di casa che si vede dopo in tribuna, ogni partita c'è più gente e questo a me mi piace, è la cosa che mi interessa di più quando ci sono le partite, quelle belle. E forse chiedere un po' scusa per Trissino, per la Coppa, che forse non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, come abbiamo dimostrato oggi, no? Che in 2 minuti, in 20 secondi ti rimetti in partita. E nulla, sono contento di essere qua. Grazie al pubblico e speriamo che ora, come hai detto te, arrivano partite importanti da non perdersi, abbiamo bisogno del quinto, sesto giocatore, che qui lo fanno molto bene, e nulla, vi aspettiamo al palazzetto. Grazie Rick. Vai, ciao.